Siamo nei colli orientali del Friuli, a Spessa di Cividale, dove ha sede la nostra cantina, e in questi giorni stiamo vendemmiando il Friulano. Friulano è il vecchio nome che cambiò nel 2007, ex Tokai. Si lavora di buona lena tra questi magnifici vigneti, eccellenza italiana e friulana, qui sui colli orientali. Un tempo era Tokai, oggi Friulano, un grande vino che ha cambiato nome a causa di un'attribuzione che ha privilegiato l'Ungheria. Sembrava un danno a quei tempi, ma così non è stato e oggi il Friulano è una grande realtà della nostra viticoltura. Varietà tipica, autoctona, che si coltiva in Friuli da secoli. E siamo in questa vigna che è un impianto degli anni 30, ne è ad esempio queste bellissime piante che ci danno, sono simbolo di forza, di habitat e di resistenza e di qualità anche. Qualità e resistenza, i due pilastri su cui si appoggia tutta la viticoltura dei colli orientali. La famiglia Zorzetti, che è qui da più di 100 anni, e come loro tante generazioni di viticoltori che hanno creato su queste colline un miracolo di sostenibilità. Da queste parti non si scopre il rispetto dell'ambiente e territorio, è una cultura e una religione da sempre. Un agroecosistema tutelato e stabile determina ed ottiene delle uve di qualità anche nei momenti molto difficili come le stagioni 2022. Cura assoluta che dà vita a grandi bianchi come il Friulano e la Ribolla e rossi autoctoni come il Pignolo. Microclima perfetto con le Alpi e il mare Adriatico che racchiudono questo scrigno pregiato di storia e natura. Caratteristiche pedoclimatiche uniche in Europa con un segreto, la ponca. Che è una tipologia di terreno molto particolare formata marna-arenaria che permette di trattenere l'acqua e quindi rilasciarla gradualmente durante le necessità. Difatti, come potete vedere, proprio queste piante, insomma questi grappoli sono molto belli, sono arrivati a una perfetta maturazione. Questo è un impianto di Friulano degli anni 30, vedete anche l'apparato vegetativo, un apparato proprio in equilibrio, e questo è determinato proprio da questa natura del terreno estremamente favorevole anche in annate molto difficili come quella del 2022. Un esempio virtuoso per affrontare le nuove sfide che si impongono agli agricoltori. Il cambiamento climatico è inevitabile, ma con saggezza, equilibrio e prudenza si possono trovare soluzioni che garantiscano persone e territori.